Omicidio di un 81enne di Sandrigo e tentato omicidio di 4 persone, tutte nel Vicentino. Sono accuse pesanti quelle rivolte alla badante 46enne di San Pietro Ingù nel Padovano, che, arrestata dai carabinieri, si trova nel carcere di Montorio, a Verona. Secondo gli investigatori, dal gennaio del 2022 avrebbe iniziato a lavorare come badante dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria senza averne titolo. In 2 anni l'indagata avrebbe lavorato in diverse case, soprattutto dell'Est e dell'Alto Vicentino. Avrebbe prestato assistenza a domicilio ad anziani somministrando dei sovradosaggi di farmaci neurodepressori. Adesso gli investigatori potrebbero anche valutare l'esumazione della salma della madre dell'ex compagnon della badante, con l'obiettivo di verificare se nel corpo vi siano tracce di benzodiazepine, per capire se le fossero state somministrate dosi eccessive di psicofarmaci da parte della 46enne. Le indagini, insomma, starebbero puntando a far luce anche su altri eventuali decessi o malori di anziani seguiti dall'indagata, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari.